Metti una sera a cena, metti un aperitivo, metti un break di lavoro. A Vicenza brindate pure, ma non fatelo a zonzo. Avviso a tutti i cittadini che vale per i turisti, per i visitatori di passaggio e anche per i vagabondi che girano con la lattina in mano e bivaccano nei parchi o negli angoli delle piazze all'ombra dei monumenti. A Vicenza non si fa. Non si fa perché con un'ordinanza il sindaco Francesco Rucco ha vietato il consumo di alcol fuori dai locali e dai plateatici. Gli spazi per bar e ristoranti oggi si sono allargati alle strade e ai vicoli di Vicenza. Il salotto della città è rinato, i tavolini restituiscono un'antica vitalità con piccoli momenti di ritrovata socialità, ma non bisogna superare i limiti. Non si può scivolare nel degrado, nell'abuso di alcol, negli schiamazzi davanti alle case. Quello che oggi il sindaco propone è un patto per rispettare la città. Questo provvedimento nasce non da un'invenzione del sindaco, ma da una richiesta dei cittadini, alcuni comitati, dove in alcune zone della città, fuori da supermercati, fuori da market, ci sono situazioni di consumo di alcol esagerato, creando anche situazioni di pericolo per i comportamenti appunto viziati dalle sostanze alcoliche, e quindi è necessario intervenire per dare una sterzata a questo tipo di comportamenti che devono essere assolutamente contrastati. Un patto per rispettare non solo il centro storico, ma anche i quartieri di Vicenza, dove tra l'altro, grazie ai plateatici allargati, sono stati rivitalizzati molti angoli periferici. Il divieto di consumo di bevande alcoliche fuori dagli spazi dei locali viene annunciato proprio oggi, nel giorno in cui bar e ristoranti riaprono anche il servizio all'interno, e vale per tutto il comune di Vicenza dal 2 fino al 30 di giugno. In caso di violazioni, l'alcol diventa salato, costerà una sanzione minima di 200 euro. Abbiamo creato di fatto dei salottini non solo nel centro storico ma anche in diversi quartieri grazie agli investimenti fatti dai gestori degli esercizi pubblici, ed è giusto valorizzare questi investimenti. Siccome ci sarà posto per tutti, i plateatici sono stati raddoppiati in moltissime zone della città, quindi o consumando all'interno del locale o all'esterno all'interno dei plateatici si potrà tranquillamente bere in compagnia.